questa è una cosa importante, perché 50-60 anni fa chi aveva 70 anni era vicino alla stufa che si scaldava. Adesso invece siamo tanti ancora attivi e quindi credo ci fa grande piacere. Quindi auguro una buona serata a tutti. Adesso mi fermo qua anch'io perché ho anche fame. Grazie e buona serata a tutti. Ma perché se ti parlo di te non sei gelosa, mi va la mamma affezionata a quella donna un po' lunga, a volte posso bene. Che hanno pensato di fare le cose fatte bene e quindi hanno organizzato anche di consegnare per ognuno dei presenti un diploma, una pergamena, diciamo, una pergamena in ricordo di questa serata, con i soldi della cena. Siccome c'è anche il marchio del comune di Jesolo, non sono soldi pubblici, quindi che ha pagato il comune, ma che abbiamo pagato tutti noi, quindi sia chiaro questo, perché io devo sempre stare attento perché sono soldi della città, non miei, quindi sia chiaro sta roba qua, onde evitare. Quindi se la mia Valletta, studiamo Valletta, porta le pergamene, li chiamiamo uno a uno e facciamo. Infatti questa qua non me la ricordo. Ci conosciamo. Ti metto il 45 Ecco qua, il signor Talon vuole dire qualcosa, è serio però. La barzelletta no. Allora, visto che abbiamo tutti una bella età, speriamo che non ci siano fra noi. Ci sono due persone, due uomini che camminano per strada e vedono uno con il bastone bianco che cammina. Poverino, quello è un cieco, no? Non si dice più cieco, si dice video leso. Vedo un altro con la cornetta che fa non sento. Quello è un sordo, no? Quello è un audio leso. Leso di qua, leso di là. Allora uno fa all'altro e a noi che non tira più. Vuol dire che siamo tiro lesi. Vediamo se